al Capodanno di Televenezia, un programma che vi terrà compagnia fino all'ultimo istante di questo 2014 e la prima mezz'oretta del nuovo 2015. Sono le 23:30, minuto più, minuto meno, e insomma siamo qui a Televenezia, io e la mia partner Giulia Bonato. Buonasera a tutti. Mamma mia come sei elegante, Giulia. Grazie, quanti complimenti. Ma anche te non stai male vestito così. Grazie, ma diciamolo, io sto bene un po' con tutto. Cosa ci posso fare? Va bene, dai, passiamo a cose più serie. Volevo informarvi che questa è la nostra prima edizione a Televenezia del Capodanno. Ci saranno grandissimi ospiti come al Teatro Corso. Ci sono Carlo e Giorgio e poi il caffè sconcerto di Venezia con Salvatore e Monica e molti altri ancora. Dici bene Giulia, dici bene. Anzi, colleghiamoci subito al Teatro Corso di Maestre con Carlo e Giorgio. Eccoli che arrivano. Affittasi locali, svende tutto per cessata attività. Oh, abbiamo scelto il momento giusto per fare sto spettacolo, Scusa, ma qua non c'era una bottega di ferramenta? Prima avevo comprato io. Ma come? Mi ha detto venire a trovarmi? Volevi il vestito? Giorgio Armani, 5 euro. 5 euro? Originale Armani? Sì, originale. Ma no Armani. No. Armani Style. Albani, è come Versace. Oh, caro Giorgio, alla volutamente volessi venire. Magari. Stamattina sono venuta di corsa per me fare l'impegnativa per l'eliografia. E l'avevo già fatta qui, e ho fatto anche il coco Doppler. Però che bravo che è sto dottore, ogni volta mi trova qualcosa. Guarda, è un tesoro, e me ordina tutte le medicine che ne dico mi. Vivremo fino ai 130 anni. E in pensione andremo a 125. I fiori, vivo alla casa con i suoi genitori fino ai 85 anni. E a mamma, ti pensi di andare finalmente fuori di casa? Ciao mamma, bianca andaria, ma sei gambe che non mi... E dopo Carlo e Giorgio ascoltiamoci della buona musica. Ecco a voi Tiziano Ferro in uno dei suoi singoli direttamente da un concerto, Hai delle isole negli occhi. A seguire un collegamento con il nostro Enrico Borella che intervisterà il caffè sconcerto. Io odio tante cose da quando ti conosco e non ne conosco neanche il perché, ma lo intuisco, io odio senza il tuo ogni fottuto addio. Odio quando ti odio e mi allontani perché il dolore più profondo riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ti amo. Con le mani dico quello che non so trama sintetica di una giornata storica. Tutto è perfetto, tutto somiglia a te. Un anno fa, bellissimo, così com'è. Sei più forte di ogni bugia e se la gente ferisce è perché tu sei migliore, lo capisce bene. La tua timidezza non condanna, ma ti eleva da chi odia, chi ferisce, inganna, perché tu il dolore più profondo riposa almeno un'ora solo se ti incontro e con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica. Tutto è perfetto, tutto somiglia a te. Bellissimo, e c'è che io non mento, non importa cosa dicono. Nel silenzio guardo le anime che passano e di queste anime tu sei la più speciale, perché sorridi anche se guida dal dolore. Anche se soffri poi pretendi non si veda, quando vorresti che il sorriso tu invertisse la controregola che regola le masse. Dici che esistono solo persone buone, quelle cattive sono solamente sole ed è così.
solo se ti incontro e con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica, hai delle isole negli occhi, il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e con le mani dico quello che non so. Trama sintetica di una giornata storica, hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro e ladies and gentlemen, my band. Sono il bastone del vecchiaia di Salvatore Esposito, a fianco Monica Zuccon. Che non ha nessun bastone, neanche della vecchiaia. I famosi protagonisti di Caffè Sconcerto. Certo, protagonisti di questa Ciao città a tutti. straordinaria, foriera, Ciao, proprio ciao. di iniziative, soprattutto a favore delle compagnie locali, insomma, certo. Dai Salvatore, tracciamo un bilancio del 2014, ormai siamo agli sgoccioli. Più che tracciare un bilancio mi servirebbe un bilancino. Sì, di precisione. Così come è andata, credimi, solo una bella puntura, indovena andava bene, indovena indovenello. Insomma, così l'ago te dice oggi mi sente in vena. Esatto. No, da te non me ne sarei mai aspettato Mi sto una battuta rubando del le genere. battute, dai, mi fermo Io ho qui. sempre ritenuto un e uomo Agostino serio. di Liventa si chiama Agostino. E la licenza. Dai, no, no, a parte no, gli scherzi, dai, poi no. di questi 10 minuti che recupereremo prima di... Siamo qui, fa freddo, non so che cosa dovrei dire, non sappiamo, dobbiamo fare degli auguri di buon Natale a Ma tutti. no, dai, Tu abbiamo vuoi detto... tracciare un bilancio, ma credo Esatto. che il 2014 per ognuno di noi sia stato un anno per alcune cose belle, per altre indubbiamente un po', chi più chi meno, un po' insomma fastidioso, diciamo così, dai. Per lei è stato eternamente brutto perché ha avuto sempre me come compagno artistico Esatto, e quindi esatto. è chiaro che... Anzi, lancio un appello, ne approfitto, vorrei un 2015 con un compagno degno, possibilmente due, perché cioè, vista l'età, Che valgo due. vorrei un po' meno, un po' più giovani, insomma, un po' per divertirmi un po', Vediamo. capite? Ho bisogno, O comunque- anzi bisogno, perché lo dico con perfetta Comunque edizione. l'attività della Caffè Sconcerto Sala Teatro riprenderà il 16 di gennaio con Henry Zaffa, poi arriveremo noi con una prima nazionale nel nostro teatrino, la Caffè Sconcerto Sala Teatro, 041 54 41 839 per le prenotazioni, 041 54 41 839 per le prenotazioni, con uno spettacolo nuovo. Non abbiamo ancora da cominciare a vedere cosa abbiamo da fare, però sarà uno spettacolo nuovo. Venite a vederlo, sarà anche un recupero delle vecchie tagli, ritagli e frattaglie dei primi spettacoli che facevamo 25 anni fa, perché se non lo sapete i Caffè Sconcerto entrano nel 26esimo anno di vita col 2015. Sarà per questo che io sono il bastone della vecchiaia di Enrico e la Monica Zuccon non ha alcun bastone. Questo lo pensi tu, questo lo pensi tu. Ci metto la musica ta-ta-ra-ra-ta-ra-ta-ta. Perché non si poteva? Esatto, No, ma esatto. sì, Ah, ma ecco, sì, ma sì, sì. sì. Pubblicità. Sapete un po', è che è un'ora nella quale noi veniamo dalla prima parte del cenone. Dobbiamo caricarci, sai. Dobbiamo rientrare in Villa Condulmer a fare il nostro spettacolo, di conseguenza mi sento un attimo brillo che così, perché il dottore mi avrebbe ordinato un bicchiere di vino a pasto, ma faccio una fatica a mangiare 24 volte al giorno che non avevo una idea. No? Dai, non Cioè, esagerare. siete come gli alpini, a pasto e fuori pasto, insomma. Esatto, sempre. Tu scherza sempre col vino, ma il vino porta lentamente alla morte. Ma mi non mi fretta, saggio. Non fa lo stupido che il dottore è dietro che devi stare lontano dal vino, E mi so ricordati. comprare una canetta da 4,5 metri, visto che non sia distante. Non fa lo spiritoso che il vino brucia il fegato, E dai. di notte perché di giorno bagno pulito almeno per 24 volte. Ma vuoi smettere?
Mi sembri come quell'ibriaco che ha incontrato la donna col cagnolino in braccio. Esatto, la stessa roba. quell'ubriaco che ha incontrato la donna col cagnolino in braccio e gli ha detto dove ti vai in giro con Chiaocca? No, scusi, guardi, non faccia lo spiritoso, guardi che questo è un cane. Ah, sì, parlavo con mica con Timmy. Tanto per essere buoni, sai, questo è il 2014 che ci lasciamo alle Con i migliori spalle. auspici, su, forza. Dai, un 2015 un po' più sereno, un po' più di lavoro per tutti, dai, ve lo auguriamo. Ma avete sì. letto il vostro oroscopo per il prossimo anno? Oroscopa. Allora, io temo sempre gli oroscopi. Oroscopa. Beh, la smetti, hai sempre un argomento fisso tu. Esatto, quasi, doppio. Ma non scende mai però, tu ce l'hai sempre qua, è fermo Cosa stai lì. dicendo? Ma si Altro che Viagra, non fa paura, no Viagra, Peagra con lui tranquilli, no, proprio. Stavo dicendo che io ogni volta ho timore, perché quando mi dicono che è un anno meraviglioso, sarà il tuo anno, evviva, è l'anno in cui va peggio. Ti giuro, è terribile. Lei come si dice? Ha un timore maligno. No, che orrore, che battute Monica, orribili. di che segno sei? Pesci. E tu peschi? Acqua, no, lei l'acqua, io sono gemello di terra mi pare. Di cielo, di terra, che questo grido giunga ai combattenti che forse lo attendono l'intera d'Africa. Buon anno a tutti, porca miseria. Ascolta, a proposito dei vini, Sì. gli ostrogoti e i visigoti, ma i Esatto, mesigoti, mesigoti, no, No, ma anche gli tu. ultragoti Cioè, che hanno frequentato le zone e le aree del Prosecco. Aiutatemi, vi prego. Infatti vedi, aveva che non fai, fattino, mica fai che fa l'oroscopo. No, dai, parliamo seriamente, tra Che siamo in virgolette, grado, di sì. oroscopo. Per i nati sotto sul il segno segno. del cancro faceva un attacco. In realtà, che ne so, per i nati sotto il segno dei gemelli cercate di non fare un altro scherzo ai vostri genitori che diventano nonni di 4 gemelli. Cioè, messo a Scorpione, però non so, Madonna anzi, Santa, cioè, Scorpione... Ti auguro di trovare una vedova allegra. Mi vengono così, capisci? Cosa vuoi che ti dica? E se ne siete nati sotto il segno del Toro, evitate le vacanze in Spagna. Se siete nati sotto il segno delle Ariete, fatela silenziosa. Che troiani, Vedi, che ti porto fesserie. dietro un compagno d'arte Capricorno? proprio. Il Capricorno, ma anche tu. Per i nati sotto il segno del Capricorno, affari vostri. Evitate le vacanze a Capri. Capri, certo. Scusatemi, Tracino. Città della cornificazione della cornamusa. Signore, Sì, insomma, comunque dai, vediamo positivo sto 2015. Ma abbiamo alternative. ma nemmeno Giovanotti Io penso positivo perché sono vivo. È il problema, logaritmo da quel punto è morte. Va bene, quello che rantolava. Salvatore e Monica, una battuta sulla politica ci sta? No. Ma dai, Gliziamo. Non ce ne può fregare di meno della politica, dal momento che la politica se ne frega di noi cittadini, perché dovremmo noi interessarsi a loro e rendere omaggio a questi quattro Voto Antonio. Mi pare che abbiamo le elezioni qua, no? Esatto, per quello che ho lanciato la domanda. Un po' di Borotalco, un po' di Boraso, ecco qua e là, su e giù, aspetta che mi sa... Beh, non basta. Tu invece come lo vedi questo 2015? Dai, Facciamo ma, un'intervista A parte le diotrie, dico, come lo vedi? Dico. Se mi tolgo gli occhiali non ci vedo più, Ha perso che una buona grande. occasione. È vero. È già 7:18, andiamo avanti. Ma nel 2015 ho letto il mio oroscopo, insomma, è sulla linea del 2014, quindi di... Benissimo. Tranquillo. Comunque, se avete 30 anni e siete vergine, non so mica, fatevi scopare da qualcuno. Per favore! Dai. Siete ancora vergine? Insomma. Ma siamo fuori dalla fascia protetta. Esatto, quindi andiamo in onda alle 11:20, abbiamo già fatto il siero antivipera, quindi siamo a posto. Si era un TV. Insomma, dai, un appello, facciamo un appello. A mezzanotte non fate i botti perché spaventate gli animali. Ma questo sì, è fondamentale. Sì, è su vero. questo, No, veramente. Esatto. Io ogni volta scappo sempre via, proprio mi ricovera. Dai, ti prego. Mi dicono sempre che sono un attore cane, quindi ecco che non sparate i botti.
perché se mai no, sparategli direttamente se no contro. stacco i bracci e vedo con quelli mengo. No, dai, evitate, fate veramente del male a queste povere creature. Sì, anzi, pensate a qualcos'altro, animali che non siete altro. Divertitevi con qualcos'altro. Esatto, che quello che si fa il primo dell'anno si fa per tutto l'anno. Cioè, però, certo non è quindi ti ha buoni progetti. Ho insomma. buoni progetti, sì. Ma lui i progetti è sempre buoni, sì. è il risultato Io poi quando che finirò deludete, adesso lo capite? spettacolo che fra poco andremo a interpretare qui in Tirizitti del Freddo all'esterno di Villa Condulmer, noi rientreremo a casa e sarà una No, goduria dai. eterna. Lui i progetti li mette tutti sulla carta. Esatto, Lui però- tutti sulla carta, Momento poi di- lui è un uno momento che di preghiera, capisce, però gli ci manca sta. l'applicazione dopo, lui ha sempre un problema di momento- applicazione. Un momento di preghiera però ci starebbe per tutti coloro i quali stanno soffrendo in questo momento, insomma. Beh sì. Ma un pensiero molto, 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 Sì. molto, molto, molto sentito. Mi raccomando, Fio, tirarsi su e suste e via, venirne fuori al più presto. Avere sempre un pensiero positivo anche quando non ti pare Esatto, che come ti il sia mio, una come via il d'uscita. mio. Beh, Pensiero positivo. Vabbè, almeno un pensiero, è vero, Certo, però è vero, certo. è vero, sempre positivi. con sempre. questo discorso serio chiudiamo questa intervista con Monica Sì. Zuccon e Salvatore Esposito. Feliz Navidad! E poi pensate a ridere, Feliz Navidad. perché un sorriso vi aiuta ad essere Feliz sereni Navidad, e vi dà un bel prospero futuro. anno e Sorridete, felicità. anche quando la Sì. vita non sembra Sempre- che voglia essere esatto. sorridente con voi. Ma che Sorridete. vada te una bella mudandona dell'atta che va sempre bene! Ci aspetta un altro collegamento con Carla e Giorgio, eccoli. Venerdì siamo andati in una tabaccheria e dal tabaccaio abbiamo scoperto che non esiste né buongiorno né buonasera. Uno entra, Merit, Barbaro, quello asino. E il vapore senza neanche dilungarsi. se poi niente, uno su un cliente fisso. Ah, neanche quelli che versa a bocca, va tutto in automatico. Fammi un piacere, non capivo, non sta a me toccare, mi dà fastidio. Ti ne calcoli il bollo dell'auto, la ricarica da 10 euro per il telefonino, ti ne fa 3 fotocopie, tieni anche sto pacchetto del nome. Fratelli d'Italia, siamo fuori di testa, ormai gratta e vinci, è quel che ci resta. Bella vittoria che porta a Cicoria, sfidando la sorte l'Italia grattò. Turista per sempre, mare di oro, mega miliardario e vinci quel quiz. Assottiglia tutto una barca di soldi, mi sento fortunato, l'Italia grattò. Sì! Marinato, questa è una rapina, muoviti, dammi subito tutti i schiai, io ti spago la testa a Donkey. Se vuole incassare 12.000 euro ce li abbiamo, Però c'è il dispenser, il cash guardian, E cosa sarebbe? la cassaforte a tempo. Ah. Per cui se vuole quello dovrebbe aspettare, diciamo, 7 minuti. Cioè non so neanche a me. Ma si rende conto che il suo è un lavoro a rischio. Lei ha bisogno di una bella polizza antinfortunistica. Tipo a casco? Perché scusi? No, se casco. Ah. Io sapevo mica non che ne andavamo fuori, bisognava affidarsi a un commercialista, non siamo in grado noi altri. Allora qua, interessi per mutui contratti, interessi per mutui ipotecari, interessi per prestiti. Ma ti interessa? No, E ora cosa ti va avanti a ese? si fa spiritoso. Ti ricordo che sei gli ultimi giorni per la consegna del 7:30. Oh, ma chi sei che ne ha denunciato, già? Buonanotte Sergio, sto qua fin l'anno scorso, l'unico 7:30 che conosceva era l'orario della sveglia. Quadro A, redditi dei terreni. Ti ha comprato terra. C'ho 2 sacchi che ho comprato al gelato. Te tocca dichiararli. Anche a questi! A Roma ti ha fatto andare il tuo avvocato Cicci. Lascia perdere, va, capitano che quell'avvocato una volta mi dice una cosa, la volta dopo me ne dice l'altra, non si capisce niente. Come fa? Dobbiamo crederci, questo processo dobbiamo vincerlo e vinceremo! Poi faccio avvocato, quasi scritto collazione 4 volte, ma non mi farà mai tutti sti cappuccini. E adesso la pubblicità, ma tornate con noi, abbiamo gli ultimi 10 minuti di questo 2014 passati assieme ai Caffè Sconcerto. A tra poco!